oggi, se ti femmine un tarì, o tarì a poco, se ti femmine un barcoco è duci, se ti femmine una nuci, e la nuce è dura, se ti femmine una mula, e la mula è da cauci, se ti femmine una fauci, e la fauci avere renti, se ti femmine un serpente è velenato, se ti femmine un granato, e un granato a coccia, se ti femmine. Attore di teatro, cinema e televisione, nonché cabarettista e palermitano doc, siamo con Ernesto Maria Ponte nel suo studio a Carini. Ernesto, buongiorno, qual è il segreto del tuo successo? Non lo so neanch'io il segreto quale possa essere. Uno fa quello che viene, quello che poi accade intorno a queste cose. Sei tra i più apprezzati comici siciliani. Ma sì, fortunatamente, vabbè, questo lo possiamo dire. No, più che altro parlano chiaro anche i numeri del botteghino, ecco, che sai, insomma, voglio dire, quando si fa teatro io sono un po' all'antica, l'assistenzialismo pubblico, no pubblico nel senso di spettatori, pubblico nel senso di azienda pubblica, dove magari molto spesso alcuni teatri sono costretti a attingere per poter produrre, specialmente i teatri stabili, dico con molta tranquillità. E invece io, grazie a Dio, posso dire che vivo di questo mestiere e vivo di questo mestiere grazie al pubblico che viene in teatro a pagare un biglietto. Ecco, questa è una cosa pure bella. Ultimamente ti sei dedicato soprattutto al cabaret, uno dei tuoi ultimi spettacoli è Palermo Real Madrid. Come è andata a finire questa finale di Champions League? Non si è giocata. No, Palermo Real Madrid è uno spettacolo, l'ultimo mio spettacolo, diciamo, di teatro comico, cabaret, e quella era una metafora un po', io ultimamente, che aveva poco a che fare col calcio, di fatto, nel senso che era una metafora che voleva indicare un po' come diciamo, la nostra città, ecco, Palermo, potesse essere una città europea da finale di Champions. Quindi era un po' questa metafora, poi sai, i titoli devono essere anche ruffiani. Cosa manca a Palermo per essere una città europea? Bisogna vedere lo spettacolo. No, tanto, manca tanto. Purtroppo la nostra amata Palermo è una città che, voglio dire, è sempre la quinta città d'Italia, è il capoluogo di questa terra e di questa regione. Però devo dire la verità che purtroppo è una città che ha molte carenze sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista amministrativo, politico, sociale e anche culturale per certi versi. Quindi io reputo una città in questo momento che ha bisogno di un rilancio, ma più che mai, soprattutto considerando il periodo che stiamo passando. Ecco, se tutti ci lamentiamo della crisi, penso che la crisi che c'è in Italia, se a Torino, a Milano è 10, a Palermo diventa 100. So che nello spettacolo ti sei dilettato anche a cantare. Ma il canto è una cosa che è una componente fondamentale dei miei spettacoli in generale. Diciamo che è sempre stato un mio sogno nel cassetto nascosto. Prima di fare l'attore, di fare la scuola di proietti, diciamo, mi cimentavo molto spesso nella musica e nel canto. Poi ho anche studiato canto, musica un po' meno, perché insomma la mia pigrizia, specialmente il solfeggio, mi sediava di note, dei palline, però dico, gli strumenti, qualche strumento lo suono. E quindi non deve mancare, per me è un elemento fondamentale cioè infatti con me lavora sempre Tony Greco, che è il mio chitarrista, che mi fa sempre un tappeto musicale, cioè ho bisogno di sentire la musica mentre stai parlando, cioè non mi va di fare lo spettacolo così asciutto da ogni cosa, e quindi per carità ogni tanto magari mettiamo su qualche canzone anche scritta da me e da Salvo Rinaudo, che è l'autore dei miei testi insieme a me, e quindi certo canzoni ironiche, però anche qualche cosa un pochettino di più serioso, ogni tanto non guasta. Un altro degli ultimi progetti cui hai partecipato è l'Officina del Comico. Di che si tratta? Di che progetto si tratta? Sempre all'Agricantus di Palermo. Sì, l'Agricantus, vabbè, insomma, faccio tutto all'Agricantus, ormai l'Agricantus per certi versi è un po' la mia putia, la mia putia professionale. L'Officina è un bel progetto, l'Officina che si è fatta insieme a Claudio Casisa e a Andrea Di Trano, che sono due giovani emergenti attori anche molto bravi, ai quali ho fatto una regia
devo essere sincero, l'officina è un modo per avvicinare e per allettare, perché molto spesso mi chiedono: ma vale la pena? Io già ho fatto dei corsi di recitazione, c'è un laboratorio anche teatrale all'Agricantus insieme a Gianfranco Perriera, e molto spesso qualcuno, magari qualche malalingua, dice: ah, ma tu che fai? Insomma, coltivi ipotetici rivali. No, questo secondo me è sbagliato. Io penso che invece un artista, per avere anche una lunga, come dire, una lunga carriera, deve assolutamente associarsi e prendere atto che gli anni passano. Io adesso non è che mi sento sto vecchio, però insomma, i miei bei 45 anni ce li ho. Tra l'altro il compleanno lo farò fra qualche settimana. E secondo me legarsi un pochettino ai giovani, cioè diventare un po' anche un elemento fondamentale per loro, per avvicinarli allo spettacolo, insegnargli, fargli imparare qualcosa che fa. Io sono uno che viene dalla scuola e come tale la difendo. Sicuramente l'artista naturale, nature, deve essere, perché comunque l'arte è un qualcosa che è dentro di noi, quindi questa non la puoi né studiare né... Però lo studio fa tanto, cioè io penso di non aver potuto mai fare questo mestiere se non avessi fatto una scuola, e quindi sicuramente attribuisco tutto alla scuola e invito anche a chi vuole fare cabaret, teatro comico, no, perché la comicità, cioè, vabbè, la comicità alla fine, no, la comicità è una cosa seria, voglio dire. Quindi bisogna farla con una certa responsabilità e serietà. È ancora possibile sognare in Sicilia? Ma in Sicilia è possibile sognare, soprattutto per un motivo. In Sicilia è possibile sognare perché ancora c'è molto da fare. Cioè, voglio dire, aprire un teatro a Trapani, dove penso, per esempio, ho citato una città dove ogni tanto dico a qualche amico: cioè, eppure mi piacerebbe fare uno spettacolo a Trapani, non in un locale, in un pub, un teatro, perché poi è bello anche lì, anzi si gusta a me. E non c'è, non c'è, se non quello dell'università e qualche altro cineteatro. Sì, no, quello del teatro di Valderi ce lo conosco pure, il San Barnaba, se non so. No, io per carità mi riferisco a un teatro chiuso, un teatro, cioè questa è una cosa, per esempio, ma dico, voglio dire, al di là di Trapani, al di là di... L'Ariston forse lo vedono più un teatro, il Cineariston di Corso d'Italia. Sì, però non c'è, è bello, però non è quello che dici tu. Sicuramente, ecco, manca quello, ma dico, voglio dire, per certi versi, adesso per esempio sarò ad Agrigento, sarò a Caltanissetta, a Enna, dico, secondo me in un posto, paradossalmente, io vado sempre al contrario, dove c'è poca materia, poter creare diventa ancora più facile. Noi abbiamo un difetto, noi attribuiamo: qui non si può fare niente, ma perché qui no, non è vero, qui si può fare tanto, solo bisogna farlo bene, non dobbiamo partire dal presupposto che il nostro pubblico è un pubblico cretino e quindi lo possiamo prendere in giro come e quando vogliamo. Io penso che qui in Sicilia ci sia stata sempre una deficienza di capacità e di qualità. Questo dico, non parlo per tutti, però se tu fai un teatro prettamente amatoriale, se tu non identifichi questo mestiere, io ho rifiutato dei posti di lavoro per fare questo mestiere e farlo in Sicilia e vivere, cioè quello che è qui è frutto di quello che ho guadagnato negli anni, quindi comunque per me già questo è un successo, al di là del successo vero, quello col pubblico. E allora dico pure che secondo me bisogna... La Sicilia ha delle speranze, come no? Ha delle speranze proprio perché ancora accettato. Cioè, apriamo un teatro a Roma, ce ne sono già 70. Chi ci dà un teatro a Roma? Cioè, diventa... Ma apriamo un teatro a Palermo, ce ne sono 6. È quasi 800.000 abitanti, dico quelli dichiarati. Arriviamo a 1 milione con chi di Cascavalcano. Alla fine, cioè, è una città dove ce ne dovrebbero essere almeno 20 teatri, anche 30. Un tentativo però di rilanciare l'immagine della Sicilia, di creare un polo cinematografico e radiotelevisivo era stato fatto con la fiction tutta siciliana Agrodolce, 2 sogni andati in fumo.
quella è una cosa, appena sento agrodolce io neanche la caponata riesco È più a proprio stata agrodolce. Agrodolce è una triste nota dolente, diciamo, di questo lavoro, di chi è dato contro, oppure stupidamente anche qualche collega, senza pensare che quello doveva essere un'opportunità per tutti, non perché c'ero io o qualche altro collega che facevano i protagonisti. Alla fine la soap, questo tipo di fiction nella lunga serialità hanno una fase industriale, cioè comunque sono degli indotti industriali, quindi oggi tocca a me, domani tocca a un altro, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che io, devo essere sincero, ho seguito tutte le vicende in prima persona, attribuisco in piccola parte al territorio, alla Sicilia, alla regione, eccetera, eccetera. Lì abbiamo avuto la percezione che il problema sia stato ben altro, e lì dobbiamo veramente andare a toccare tasti dolenti come la RAI che non si è sempre rifiutata, non so per quale motivo, pur essendo un ente pubblico, e noi essendo una grande isola un po' sprofondata nel Mediterraneo, lontano da quelle che sono le realtà romane, napoletane, milanesi, meriteremmo tantissimo un centro di produzione RAI. Meriteremmo tantissimo perché potrebbe diventare la voce di tantissimi artisti che lavorano in questa terra. E quindi il fatto che non ci sia mai stato un centro di produzione, primo, che addirittura un indotto industriale dell'audiovisivo poi venisse così abbandonato, specialmente da un ente pubblico come la RAI, questo è molto triste. Quindi io mi sento di poter dire, nonostante magari possiamo essere una piccola realtà, che voglio dire, per me la colpa di Agrodolce è totalmente attribuibile alla RAI. Prima parlavamo di giovani, cosa ti senti di consigliare, al di là della figura dell'attore, a tutti i giovani siciliani bravi e preparati che vogliono realizzarsi nella loro terra, al di là dello studio? Mi sento di dire che bisogna... Sai, questa è una domanda dove io, nel mio fatalismo, raramente, perché molto spesso anche su Facebook qualcuno mi chiede, sai, io sono un giovane, mi piacerebbe... Allora, sì, va bene, qualcuno lo posso invitare a fare il corso di recitazione, o il corso di officina, di laboratorio, insomma, di mettersi in questo settore, in questo campo. Però nello stesso tempo cosa fare non lo so, bisogna fare. Cioè, io se vado a ritroso nel tempo, la mia esperienza è stata piena di up and down, come si suole dire, ma sempre lì a fare. Poi sai, sono gli incroci, sono gli incontri, sono i treni. Per carità di Dio, io mi sento abbastanza realizzato, ripeto, faccio un lavoro, lo faccio nella mia terra, ci vivo, ci campo una famiglia, e per me questo è un successo. Però probabilmente rispetto a qualche collega che sicuramente, meritevolmente più in auge di me, ecco, quelli magari sono stati, ecco, quelli sono gli incontri, sono i treni, questo lavoro è fatto di coincidenze proprio, usando il termine proprio ferroviario, cioè bisogna incontrarsi con qualcuno, bisogna essere visto da qualcuno, bisogna che quella cosa che fai la fai e funzioni, il cinema, la televisione, e quindi, cioè, per esempio, dico, io non avevo mai fatto grandi provini cinematografici, se non l'ultimo film, che è quello pure via Castellana Bandiera, dove ne faccio parte. Agrodolce è stato un provino casuale, l'ho fatto, sono piaciuto, mi hanno chiamato, poteva essere una bella svolta per la mia carriera, io. Voglio dire, quindi anche questo diventa un po' di sfortuna anche in una situazione fortunosa. Se Agrodolce fosse stata invece fosse diventata una trasmissione, una fiction, come Un posto al sole, come 100 vetrine di una certa levatura, probabilmente a quest'ora anche a livello nazionale il mio nome poteva essere più risonante, ecco. Prossime coincidenze ferroviarie, prossimi progetti, obiettivi anche?
Ma sono tanti e non nascondo anche qualcosa che mi possa vedere impegnato in prima persona anche a livello cinematografico. Però sono progetti, io non dico le cose come stanno, stiamo lavorando pure per questo, quindi c'è nel mio cassetto, però è sempre una cosa che mi canta e che mi suona. Diciamo che la mia vita professionale poi alla fine, ecco, è stata sempre, si è sempre basata sulle mie... ho sempre fatto io, mi sono comunque dovuto sempre dar da fare, diciamo, da solo. C'è il teatro, adesso da dicembre io e Sergio Vespertino, il mio alter ego, diciamo, nella putia dell'Agricantus, dopo 10 anni torneremo insieme con uno spettacolo, Rascatura, che insomma ci vedrà impegnati in questo dialogo, questo atto unico fatto proprio a dialogo a due, divertente, però anche con dei momenti molto riflessivi. Poi c'è un giro che mi vedrà sia in Sicilia, nelle varie città, insomma, ecco, appunto, località dove comunque sono attrezzate con dei teatri, e poi anche fuori, poi andrò a Formia, andrò ad Alghero in Sardegna, ci sarà poi di nuovo Torino, insomma, piccole tappe comunque anche extra regionali. E poi ci sarà, sempre per la stagione nuova, l'anno nuovo, ci sarà il mio nuovo spettacolo da solo che si intitolerà C'era una volta un ponte. Stavolta giocherò sullo stretto di Messina. Quello ce l'ho fatto, il ponte mi sta stretto, quello è pure uno spettacolo che ha avuto anche un suo successo in un periodo in cui si parlava molto del ponte, era il 2006. E questo c'era una volta un ponte, stavolta giocherò un pochettino con le favole, con le fiabe, quindi cercherò di pensare, di raccontare la valenza in maniera ironica che ogni favola, ogni fiaba, anche i cartoni animati, insomma, voglio dire, tutto quello che concerne tutto quello che è ludo, tutto quello che appartiene ai bambini, cercherà di essere analizzato da un grande, cioè, anche perché sarà pure uno spettacolo per bambini, chiaramente, però sai, la domanda nasce spontanea, no? Come quando tu avendo dei figli, ti trovi là a raccontare una favola, anche la più cretina, che ne so, Cappuccetto Rosso, tuo figlio dice ma perché il lupo, cioè può essere mai che il lupo, che il Cappuccetto Rosso non si accorge, e tu ci devi dire a cosa ha scritto, non ci può fare niente, capito? Quando tuo figlio ti viene a dire papà dimmi una cosa, ma i puffi che cosa sono? Non lo so, cioè, in natura non esistono, cioè, non è che uno ne esce, dai, cioè, puoi raccontare Topolino, allora c'è già un topo, puoi raccontare Peppa Pig, cioè, sono dei maiali, che poi dei maiali che mangiano salami, cioè non si capisce, no, quindi diventano quasi dei cannibali. E dice, ma i puffi, poi quando tuo figlio ti chiede ma i puffi cosa sono? Tu da te femmini, dice, no, non ne ho idea, poi c'è il vecchio puffo, tutti una poco di puffi e la puffetta. Ora, se sono tutti figli del grande puffo, questo grande puffo, cioè come in fece tutti con un fungo, una funga, non lo so, non si è capito, cioè nasce l'umidità forse che procura. Quindi insomma tutte queste analisi, e poi anche, perché no, magari facendo un parallelismo tra i vecchi cartoni che poi voglio dire, cioè, sempre si racconta nelle fiabe sempre la vita degli sfigati che poi hanno un riscatto pazzesco. Però questo non accadeva per esempio ai miei tempi, quando ci vedevamo Candy, Remy, perché morivano sfigati, quindi per noi la vita diventava veramente dura. Ecco, dico, c'è tanto materiale per fare ridere in questo C'era una volta un ponte. E quindi dico, i miei appuntamenti teatrali sono la breve scadenza a dicembre, c'è Rascatura con Sergio Vespertino, e poi C'era una volta in ponte che chiuderà la stagione al Teatro Agricantus. E poi, se va bene sto progettino, sembra, se qualcuno diciamo, se non mi venderà a casa, posso vendere tutto per investire nel cinema, visto e considerato che il cinema ancora, secondo me, visto che Cozzalone, quanto
quanto incassa, vabbè, ma non penso che possa incassare tanto. Perché... Noi te lo auguriamo. Ah, vabbè, ma dico, voglio dire, secondo me... Non è che uno si deve... Ah, per carità, assolutamente. Però penso che il cinema ancora può dare qualche... più della televisione. Io, ecco, devo essere sincero, da un po' di anni a questa parte non credo più nella televisione. Non credo più nel fatto che la televisione ti possa dare grandi numeri. Cioè, ormai la televisione è veramente un grande magazzino, usa e getta. Anche le trasmissioni comiche, che prima avevano una loro forza, stanno cominciando a diventare soltanto un fenomeno commerciale che ti spreme un artista all'osso e poi magari lo scarta. Per non parlare di tutti i talent scout, talent show, tra X Factor, gli stessi Amici, che però valgono relativamente, poi diventano fenomeni talmente annuali, dove una persona che vince un talent show ti fa un film, quindi c'è soltanto diventa un interesse solo e esclusivamente per il discografico, perché tanto spreme questa persona, poi ne subentrerà un'altra, quindi il discografico camperà sempre. L'artista poveretto comincia a illudersi. Per esempio, che fine ha fatto Carta? O Spaidaro? Cioè non se ne hanno più notizie, magari ancora. Poi devi essere bravo tu o brava a riuscire comunque a poter mandare avanti la tua carriera, ma se non hai questa capacità, se non hai questa forza, finisci subito. Quindi la televisione sta diventando, secondo me, veramente non dico una pattumiera, questo assolutamente no, perché ci sono comunque cose belle, gradevoli, giuste da vedere, eccetera. Sta diventando un contenitore dove però è pieno di lamette che... Sì, ognuno ha cioè siamo tutti con delle scadenze, che non è una scadenza di vita, è una scadenza proprio artistica. Cioè questi che vengono fuori non ci saranno, Zelig non ti offrirà più i Checco Zalone, gli Ale Franzi, Ficarra e Picone, anche Colorado all'inizio ti ha dato pure qualche grosso nome, adesso lì diventa tutto... Chi... Tale quale che tira, però è una cosa... sì, sono tutti comunque, ripeto, poi diventa tutto intrattenimento, ormai si va a format. Ecco perché poi magari ti può piacere un programma fatto da Fiorello, perché Fiorello, bene o male, nei suoi programmi riesce ancora a fare lo show quello vero e proprio, dove lui si confronta con il grande artista. E non ci sono più questi numeri, non ci sono più assolutamente. Ormai la televisione non lancia più. Viceversa, invece, se tu riesci a azzeccare un bel film e la gente piace, allora anche lì, sai, te ne fai 3-4, hai finito. Poi te fai 3-4 film, c'è una bella pensione, una bella cosa, una bella buona uscita diventa. Aspettiamo di vederti al cinema, allora. Soltanto per concludere, dico soltanto che una cosa, secondo me, può sempre funzionare, ma sempre, ed è il palcoscenico. Ma stiamo attenti, funzionerà e continuerà sempre a funzionare qualora tu al pubblico offrirai sempre un buon piatto. Questo è fondamentale. Quindi io ho la fortuna di avere un teatro stabile, fisso, dove posso raccontarmi ed esprimermi, e fino a quando, diciamo, riuscirò a fare degli spettacoli di un certo tipo ed avere il pubblico che paga il biglietto e che rimane gratificato da questa cosa, secondo me lì si può andare ancora avanti per parecchio. Diciamo. Tra poco sarai allo stadio Renzo Barbera in compagnia di Massimo Minutella e Lello Analfino dei Tintoria per il prepartita Palermo-Trapani. Chi vince? Attento a quello che dici. Siete di Trapani, quindi venite da quello dico la zona. Ma io ho un legame particolare con Trapani, perché ci ho vissuto i miei primi anni di vita, quindi conosco bene il trapanese, anche se a Salemi, a Mazzara, frequentavo mio padre, insomma, lavorava in banca e quindi quella zona lì si è girata tutta la zona del trapanese, quindi io ho un forte legame col territorio trapanese. Per me che il Trapani sia... L'altro giorno sono stato in una trasmissione a Trapani sportiva
c'erano anche dirigenti del Trapani. Io spero che vinca il Palermo, questo è chiaro, spero che vinca il Palermo, però così allo stesso identico modo che posso dire che spero che il Trapani non rientri, cioè possa restare in Serie B più a lungo possibile, che non è un augurio a non salire in Serie A, è un augurio a non retrocedere. Poi se dovesse avere i numeri e le forze per andare in Serie A, ancora, cioè, sarebbe ancora una cosa. Mi ricordo che quanto abbiamo goduto per quei 2 o 3 anni quando in Serie A c'erano Messina, Catania e Palermo, era bello vedere queste 3 squadre che non succedeva, forse non era neanche mai successo. Quindi adesso non so se il Catania retrocede, io sono un palermitano e quindi per Nomea siamo sempre contro i cugini catanesi. Io devo dire la verità che l'anno scorso loro però non è giusto che si è messo con tutti i bandierine B, quindi io purtroppo, cioè, dopo questo affronto dico, un anno di Serie B avete a fare provate, cioè io a questo punto dico mi dispiace, perché se noi saliamo e voi scendete non ci sarà il derby. Mi auguro che noi saliamo, mi auguro che voi scendete e che poi risalite, perché insomma una sofferenza, diciamo, ciascuno non fa male a nessuno. Quanto al Trapani, spero realmente che possa restare più a lungo in Serie B, quindi che non retroceda, e poi se addirittura ha da fare il salto ancora di qualità, ben venga di più. Bene, grazie ad Ernesto Maria Ponte, forza Trapani. E forza Trapani, ma da domani. L'associazione Sicilia Terra d'Amuri, Turismo, Eventi e Cultura premia Ernesto Maria Ponte come VIP siciliano a consegnare il premio Arianna D'Aleo Miss Sicilia Terra d'Amuri 2013. Sponsor dell'iniziativa Casa del Caffè Valderice e ristorante Pizzeria La Grotta di Gibellina. Sette femmine un tarì, o tarì a poco, sette femmine un barcoco è duci, sette femmine una nuci, e la nuce è dura, sette femmine una mula, e la mula è da cauci, sette femmine una fauci, e la fauci ha dei renti, sette femmine un serpente è velenato, sette femmine un granato, e un granato a coccia, sette femmine